Proverò a fare un discorso, vediamo se ci riesco in questi pochi minuti, sul perché il Veneto è un dialetto. Perché viene visto come un dialetto dalla linguistica italiana e dalla popolazione. Allora dobbiamo innanzitutto dire che il Veneto, linguisticamente parlando, non è un dialetto, ovvero non è una varietà e non deriva né dall'italiano né dal toscano, ma viene considerato un dialetto solo per motivazioni sociopolitiche. Anche se la linguistica italiana spesso cerca di mantenere questa, diciamo, relegazione del Veneto a dialetto usando anche talvolta argomentazioni linguistiche, anche se sarebbero completamente sbagliate e non intellettualmente oneste. Questo l'ho potuto verificare anche discutendo con molti linguisti e anche professori universitari. E questo mi ha deluso molto. Comunque, il Veneto viene considerato un dialetto per, diciamo, la linea generale della linguistica italiana classica è questa, per due principali ragioni. Uno, viene detto che, diciamo, la prima ragione, che è appunto quella che potrebbe essere un po' più linguistica, è che il Veneto viene inserito all'interno dei dialetti italo-romanzi o delle lingue italo-romanze, e che sono quelle lingue che condividono tra loro alcune caratteristiche tipicamente italiane. E quindi sono lingue come il veneto, il lombardo, piemontese, toscano, l'italiano, insomma, il napoletano, siciliano e così via. E tra queste lingue non rientrano, tra questi dialetti, insomma, non rientrano il friulano, il sardo, il franco-provenzale e l'occitano, che vengono fatte considerate lingue dall'Italia. E chiaramente non rientrano anche tutte le lingue che non sono romanze. Queste lingue qua, queste lingue che vengono considerate dialetti, per esempio, condividono tra loro il plurale ini. Sapete invece che non solo in spagnolo, ma anche in friulano, il plurale si forma aggiungendo una S. Invece in veneto e in italiano spesso si fa aggiungendo una I, ad esempio, no? Al maschile. E così più o meno avviene anche in queste altre lingue, no? Che vengono definite italo-romanze, dialetti italo-romanzi. Quindi per questo motivo qua si dà questa pseudo motivazione linguistica dicendo che non condividono queste caratteristiche italiane e quindi non possono essere considerate lingue alla pari del friulano. Il friulano viene considerato una lingua perché per questa motivazione qua. E poi magari aggiungeranno anche altre caratteristiche linguistiche, ma che comunque non menzionerò ora. Ma capiamo benissimo che questa motivazione non è una motivazione non è una motivazione valida e intellettualmente onesta per considerare tutte queste lingue come varietà di italiano o come non degne di un riconoscimento o della dicitura di essere chiamate lingue, solo perché hanno alcune caratteristiche in comune tra le altre. È una cosa che avviene in tutte le lingue del mondo, tra tutte le lingue simili, non perché due lingue hanno una caratteristica in comune o più caratteristiche in comune che non sono lingue, insomma non è questo non si può ragionare in questo modo. Altrimenti, se le lingue d'Italia vengono considerate dialetti perché hanno il plurale ni, allora consideriamo tutte le lingue della penisola iberica come spagnolo, portoghese, catalano e galego la stessa lingua come dialetti dello spagnolo perché tutte hanno il plurale con la S. Ma non si può fare così. Nessuno direbbe una cosa del genere, però invece per i dialetti d'Italia sì. E quindi arriva la seconda motivazione, una motivazione più sociopolitica. Infatti viene detto che queste lingue d'Italia hanno scelto l'italiano come loro lingua tetto, come il veneto, il lombardo e qua di là. Allora io dirò una cosa un po' forse rivoluzionaria, ma le lingue non hanno una volontà, non possono scegliere niente. Quindi una lingua non può scegliere, non può dire io decido che la mia lingua tetto sarà l'italiano. Sono le persone che scelgono. Ma sì, alcune persone in passato hanno scelto di avere come usare come lingua di prestigio l'italiano, il toscano. Sappiamo benissimo che l'italiano non è stato imposto dopo l'unità d'Italia, ma c'era anche da prima, erano secoli che l'italiano stava guadagnando terreno a favore contro diciamo, le altre lingue regionali, gli altri dialetti. Ma questa la chiamo io la sociolinguistica della maggioranza, perché chi decideva una volta erano i potenti e i ricchi.
E se tutte le scienze, tutti i campi della nostra società si basassero sulla decisione dei potenti e dei ricchi di 500 anni fa, perché ad esempio quando io cerco, magari a volte discutendo con anche dei professori universitari, no? E io dico, io accetto benissimo l'italiano come lingua a tetto, però vorrei anche che ci fosse un riconoscimento per la lingua veneta, vorrei anche che il Veneto potesse godere della nomea di lingua, no? Che è a tutti gli effetti una lingua, insomma. Mi viene detto spesso, ma nel 500 Bembo già decise per tutti che il Veneto doveva essere una cosa inferiore rispetto all'italiano, doveva essere considerato come un dialetto e si era già deciso che l'italiano fosse la lingua a tetto di tutti, no? Però questo non è un ragionamento, ripeto, ancora intellettualmente onesto, perché quante cose anni fa, che erano, diciamo, il pensiero di pochi o un pensiero anche sbagliato magari, no? Oggi sono cambiate. Cioè, noi se applicassimo la sociolinguistica italiana, quindi anche il pensiero che ha, insomma, che la linguistica italiana che si rifà spesso alla sociolinguistica, no? Soprattutto ad esempio qua nel considerare i dialetti italiani, no? In altri campi delle scienze della nostra società verrebbero fuori cose abominevoli oggi, no? Pensate, un tempo consideravano medici, scienziati, consideravano certe persone inferiori ad altre. Oggi fortunatamente non è più così. E quindi se un tempo si consideravano magari inferiori certe parlate rispetto ad altre, oggi si potrebbe cambiare, no? In questo momento. E va detto che nessuno, credo, di quelli che vogliono il riconoscimento e la tutela delle lingue regionali d'Italia voglia spodestare il ruolo che ha l'italiano. Insomma, l'italiano è la lingua veicolare d'Italia, la lingua ufficiale dello Stato e nessuno vuole togliergli questo ruolo che ha. Solo perché non aggiungere un'altra lingua? Ci sono un sacco di posti in Europa, nel mondo, dove si vive benissimo, tranquillamente, in società, ambienti multiculturali, multilinguistici, dove la lingua nazionale convive benissimo con altre lingue regionali. E perché non si può fare così anche in Italia, visto che già succede, diciamo parzialmente perché non viene fatto benissimo nemmeno in questi casi, ma già succede in Italia per realtà come il friulano e il sardo, o anche il tedesco in Alto Adige, no? Quindi io penso che in una società che va per la tutela delle minoranze, per la tutela dei più deboli, sia giusto anche riconoscere come lingua realtà come il Veneto, come il lombardo, come il siciliano e così via. Non possiamo continuare ad applicare la visione sociolinguistica dei potenti eh, o la visione sociolinguistica della maggioranza. Non possiamo continuare a fare così, non possiamo creare questa discriminazione, perché magari alcuni linguisti dicono, in questo modo non stiamo discriminando, stiamo solo assegnando i ruoli migliori, no? Non stiamo cercando di eliminare i dialetti, però comunque stanno morendo, no? Sì, ma siate allora che si sia, ehm, che ci sia un'onestà intellettuale maggiore, che si smetta di creare questa ambiguità, no? Tra la parola dialetto e la parola lingua, perché è inutile che dopo si dica che lingua e dialetto siano la stessa cosa, però in realtà se una lingua viene definita lingua e un'altra lingua viene definita dialetto, cambia completamente tutto. Infatti lingua è colei che può essere tutelata, che può entrare nelle scuole, può avere i cartelli, può avere qualsiasi cosa. Invece dialetto non è niente, è diciamo l'ultima ruota del carro. Anche perché noi vediamo a livello nonostante magari alcuni linguisti dicono che la parola dialetto non è una parola offensiva e discriminatoria, in realtà la gente come la percepisce, anche grazie all'ambiguità che la linguistica italiana crea e che non vuole togliere, che non cerca di togliere, la parola dialetto, grazie a questa cosa qua, viene percepita come cosa negativa. Infatti, quella lingua, quella parlata che viene definita dialetto, non può permettersi le cose che si può permettere una lingua. Ad esempio, viene detto il dialetto deve essere parlato in casa e non può uscire dagli ambienti familiari, invece la lingua, chi mai direbbe che la lingua non può uscire dagli ambienti familiari? E infatti così viene detto per il Veneto, no? E infatti viene detto il Veneto non deve
entrare nelle scuole, non deve avere una certa tutela perché è un dialetto. E la gente arriva anche a pensare che il Veneto sia una varietà dell'italiano o sia una brutta copia, una brutta derivazione dell'italiano, perché appunto la linguistica gioca su questa ambiguità qua tra la parola lingua e dialetto. Perché infatti, secondo in italiano, dialetto significa due cose: una varietà dell'italiano o di qualsiasi altra lingua, e un'altra significa lingua che ha perso o che non ha mai avuto, insomma, prestigio e che adotta come un'altra lingua come lingua tetto. E questa è la definizione che va a coprire le nostre lingue regionali come il veneto, il siciliano e così via. Non la prima, ma la gente, questa cosa qua, visto che non viene spiegata bene, visto che si insiste con questa filosofia qua, la gente spesso non lo capisce e ovviamente io non posso incolpare la popolazione. E visto che si è insistito su questa linea qua, non possiamo nemmeno considerare, diciamo, la, mh, la sociolinguistica moderna, no? Perché uno potrebbe dire, un linguista, sì, bene, se tutti decidessero che il Veneto fosse, tutti i Veneti decidessero che il Veneto fosse una lingua, allora la faremo diventare una lingua. Ma non possiamo ragionare in questo modo qua, perché sono secoli, sono decenni che si insiste appunto sulla differenza tra parlate di serie A e parlate di serie B. E quindi non ha un pensiero libero, no, la popolazione, perché se non gli si fornisce i mezzi per comprendere le cose e avere un'opinione, diciamo, corretta e libera, non possiamo ragionare da questo punto di vista qua. Per esempio, se noi andassimo nella Germania degli anni 30 e chiedessimo cosa pensate di una certa parte della popolazione, di una certa etnia, loro direbbero che sarebbe una etnia inferiore, cosa assolutamente sbagliata e quindi una persona, l'intelligenza all'epoca non avrebbe dovuto basarsi su questo magari non era nemmeno così, ma sto facendo un esempio, non avrebbe dovuto basarsi, se così fosse stato, non avrebbe dovuto basarsi su questo per delineare la linea politica e la linea dei diritti civili, dei diritti umani delle persone, no? Questa sarebbe la linea che ha la linguistica italiana oggi nei confronti dei dialetti e delle lingue d'Italia, insomma. L'intelligenza veneta italiana dovrebbe avere l'obbligo e l'onere di essere intellettualmente onesta e di dire il veneto è una lingua, il lombardo è una lingua, il piemontese è una lingua, il genovese è una lingua, il napoletano, il siciliano e così via. Sono lingue. Non derivano dall'italiano e magari lo dicono, ma non è che puoi dirlo e dopo creare ambiguità dall'altra parte, appunto chiamandoli dialetti. E infatti dopo magari i linguisti o vengono usate anche un sacco di argomentazioni contro il riconoscimento dei dialetti e tutte queste cose qua, magari la paura che diciamo, una norma, la creazione di una norma per le lingue regionali, una standardizzazione possa eliminare le varianti. Le varianti io posso dire che stanno già morendo, stanno già venendo schiacciate dall'italiano e quindi non penso che continuare in questa maniera possa aiutarle in qualche modo. Perché non proviamo in un'altra strada, no? Oppure viene detto, ma magari, visto che c'è lo spauracchio della politica anche, perché si dice ad esempio, no, non possiamo tutelarlo, magari cresce il regionalismo, visto che abbiamo altri esempi politici che hanno insistito sul regionalismo, no? Questo non è una cosa, non ha senso. Non possiamo evitare di essere intellettualmente onesti per evitare che cresca il regionalismo? Magari l'indipendentismo? No, non ha senso. In Veneto gli indipendentisti sono meno dell'1%, basta guardare le ultime elezioni, non ha senso. E sinceramente parlando, le lingue d'Italia non vengono riconosciute perché sennò verrebbe meno, diciamo, la gente penserebbe, ma e quindi l'italiano non è mai stato parlato, cioè se queste sono le lingue, dov'è l'italiano? E quindi le lingue d'Italia non vengono riconosciute perché si vuole agire in maniera politica solo per l'italiano e non anche per le lingue d'Italia. Spero che possa essere stato chiaro questo mio discorso. Fatemi sapere nei commenti se non lo sono stato e proverò a spiegarlo meglio. Ci vediamo.